Mandi a tutti! Mandi a tutti, io sono Cristian e io sono Francesca e questa è una nuova puntata di Extreme TV, una trasmissione che va alla ricerca dei sport più incredibili, più bulos e più selvaggi della nostra regione. Versing a Glemone sulla Mont Quarnan assieme ai giovani dell'associazione Orbike. Allora come si inchi con Davide, esperto dalla downhill e enduro. Downhill e enduro, due termini quasi impossibili di dire, ci sono questi due sport. Allora, la downhill è un sport in cui due non si chiappano con le biciclette e vengono giù per i troi dal Quarnan. Poi o manco di corsa. L'enduro praticamente è la stessa roba, nome che la differenza sostanziale è stata bicicletta. Una bicicletta downhill che difficilmente è pedalabile sulla salita, mentre l'enduro è fatta proprio per ovviare questo problema qui. E cioè che deriva a pedalare normalmente per i troi. Allora in questo momento tante in chiesa si sta domandando, ma che sport si fa nome in discesa o si va anche su, per la montagna? Ecco, il Biel da ultime novità si infatti di biciclette alle proprietà che hanno differenziato le due attività, quindi vengono in discesa però con una risalita meccanizzata oppure vengono in discesa dopo che tu hai fatto una bella pedalata. E quindi dove sta la differenza? Che grazie a queste biciclette che si chiamano enduro hai la possibilità di poter pedalare da riva su tranquillamente senza far fatica. La differenza è la downhill, la bicicletta normalmente non permette, visto le angolazioni eccetera, di poter pedalare verso la salita. C'è chiatino di particolari sportivi a venire qui? Ecco, qui non i potete contare su ben tre vallate. La vallata è tra il Chiampon e il Quarnan, tra il Chiampon, Selle Sant'Agnès e i Rui Blancs e la vallata dopo dal Quarnan quando si smonta giù a Montenas. Che è un evore biel per il rider perché puoi contare su un numero veramente grandissimo di trois, sempre tenuti bene. Allora, qui si chiattinta una zona particolare esattamente fra due monti, la Mont Quarnan e il Mont Chiampon. È troppo importante questo territorio per questo tipo di sport? Ecco, dicono che il sport da downhill e dall'enduro in questi due monti è praticamente perfetto, perché puoi inchiattare ogni tipo di troi. Il classico troi che è sclappato, dove sono un gruppo di claps, un evore als, oppure come in questa situazione qui, un troi così che si chiama flow per inglese, che vuol dire un evore percorribile, un evore veloce, dove il rider può da sfogo a varie velocità da bicicletta. L'unica roba è che sporchi non me la porre. Non di vapore, la sale là magari ben plan, però mai fa tunf, tunf, tunf così. Allora tu vado via proprio tranquillo.
Perché proprio Glemone? Cioè è così particolare che bellissima città qui da nostra regione. Il biel di Glemone è il tipo di terreno, perché viene un terreno un'evore drenante, non rischiamo di avere situazioni con tan pantan, dove la gomme si inforchia e non ti lascia la via dritta. Chi a Glemone si arriva a accertare un accordo e quindi i individui trois, sono dei trois proprie per le biciclette, dove quindi il pedone comunque può venire su, però sta un'evore attento, dove è ben segnalato. Quindi dividendo i troi su un'evore bene, perché che un po' di la P e che un po' di la bicicletta e si arriva a evitare un'evore di baruffis come che è succeduto in tantissimi altri posti. E come sempre, abbiamo voluto provare l'emozione di che sport, buttandosi giù dai mons a rotte di quel con le bici. Che chi ha un percorso talmente lineare che chi tu la molli tranquillamente e la sospensione ti fa sembrare di essere un'autostrada a 4x6. Posso riprovare un attimo? Certo. Cambia de ben. Parassi bene i sghins, il pet e il quel, e il ciaff col cas, e poi dopo si va e si prove. Ok, prego. Non sempre va come che si vuole res, e qualche piccolo incidente a lei di mette in conto. Tutto di frenare, nome col freno da U, perché qui ha le plank praticamente. Quindi tutto viene su ben plank, no? Tu sei così, no? Che io sto tecchino così. A freni talmente tanto come il freno da DDV che non convente tirare come una volta. Allora abbiamo appena provato alla sulla bicicletta appunto dal downlink, enduro, che è enduro. Le impressioni quando tu sono scolate, cioè non mi chiesto. Quanti sei colate? Sì, Voglio contarti dall'inizio. dall'inizio sicuro. Ecco. Allora, l'anzu, tu fai già fadure di top, perché tu di portare sulle biciclette, no? Tu cammini, sta mese dai club seduto, no? Bon, dopo tu arrivi, tu partissi e tu spore, no? Perché tu vedi le discese, non tu sai che tu chattis, no? E tu partissi, io hai un pelo sbagliato, perché hai frenato un pel massa, e quando sono colate hai fatto tante pure, però dopo mi sono le quarte che con tutte le protezioni che avevo intorno non succede nulla. Motivo che mi ha sbruntate a tornare su, ai fine. E motivi in cui anche per tornare là, per tornare a provare che non fa Esatto. snuie, ovviamente. Esatto. Sì, sì. Sono sport che hanno intoccato gravemente la natura, non li a modificare considerevolmente noi dice che sono i sentieri che sono stati fatti dai nostri vecchi e perché si arriva a fare di che sport un turismo un'evore intelligente, un turismo che apporta indi di fur e che arriva a Glemone perché non i vin da smons veramente adatti a questo tipo di sport. Associazione Orbike di Glemone. C'è faceso in particolare e c'è attività proponeso? Allora, le attività che noi proponiamo sono svariate. Il link dei corsi sia per i principianti che per i più esperti, con istruttori anche di fama nazionale e internazionale che vengono da fuori regione e da fuori nazione. E inoltre portiamo su tramite risaliti meccanizzati i downhillers, cioè che hanno appunto, come ti dicevi prima, la bicicletta più preparata per discese. Vengono organizzate
due eventi, di cui un veramente grosso di fama internazionale che si chiama Super Enduro, che ha portato praticamente a conoscere i nostri territori, e quindi questo evento qui lo viene fatto proprio per promuovere la nostra mondo, che secondo me è veramente unica in regione. Infatti vi ho detto che subito dopo questo evento che vi ho fatto a giugno, per tutte le estate passate e per l'80-90% dall'inverno, arrivano i turisti anche durante il resto del tempo dell'anno.